Il Santa Tiziana, secondo in classifica a 4 punti di lunghezza, deve tenere il passo dei liberi sestresi e sperare in un eventuale passo falso. 4 vittorie e un pareggio per la squadra di Alessio Balducci, mai sconfitta in trasferta sino ad ora. La Corniglianese invece è reduce da ben 3 sconfitte consecutive e curiosamente l'ultimo successo di prestigio risale ad un mese fa sui liberi sestresi. 25 minuti di noia prima che la gara si svegli. Ferraro si libera in area e apparecchia per Bascio. Piovesan inghiottisce facile a terra. Un minuto dopo è il 26esimo. Campisi si libera in area con Orzo costretto ad allungarsi. È ancora il numero 1 di casa a dover schermare in uscita su Mereu, che tentenna oltremodo sull'imbucata di Pipolo. La triangolazione tra Bonadies e Mereu al 41esimo porta proprio il centrocampista alla conclusione, che viene disinnescata dai pugni di Orzo. Le immagini della ripresa filmata e montata da Enrico Figus partono dal 21esimo con il doppio giallo rimediato da Neri. Il Santa Tiziana non crea nulla per capitalizzare la superiorità numerica e infatti la prima occasione arriva al 35esimo con questo piazzato di Mereu che chiude troppo l'angolo, sfera che trova solamente l'esterno della rete. La Corniglianese si scuote al 37esimo con Bruzzese che imbecca Ferraro, anticipato dall'uscita di Piovesan. Al primo dei 6 minuti di recupero concessi dal signor Peri, l'azione convulsa in area di casa vede la conclusione di Bucchieri murato prima da Schenal e poi da Canizzaro. L'ultimo treno per la vittoria del Santa Tiziana capita a Mereu, ma la punta di testa abortisce l'invito di Torromino. Lo 0-0 finale rispecchia l'andamento della gara condito forse da un eccessivo tatticismo. Sono probabilmente 2 punti persi in classifica per il Santa Tiziana, un punto guadagnato anche a dispetto dell'inferiorità numerica per la Corniglianese che riscatta le 3 sconfitte consecutive.